Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati con l'edizione pomeridiana di friulitv.net con le notizie. Apriamo subito con la cronaca, chiaramente per gli aggiornamenti accaduti nelle ultime ore. E partiamo da Gorizia. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, nei pressi del casello autostradale di Villesse, ha intercettato un veicolo con targa serba con a bordo un cittadino serbo ed un connazionale. Dopo accurati controlli, gli agenti del settore di polizia di frontiera di Gorizia hanno accertato che il cittadino italiano a bordo della macchina era destinatario di una misura coercitiva cautelare in carcere emessa nel settembre 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta nell'ambito di un'attività di indagine relativa a furti seriali in abitazione avvenuti nel 2017 in Campania. DR, 23enne campano, dopo le operazioni di rito, è stato associato alla casa circondariale di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso parliamo di un incidente della strada avvenuto quest'oggi in provincia di Pordenone, verso le 9 a Bannia di Fiume Veneto, per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge. La conducente di una vettura ha perso improvvisamente il controllo della sua auto, è finita sulla corsia opposta di marcia, quindi è andata a schiantarsi contro 2 auto in sosta vicino a un negozio. Per fortuna non gravi le conseguenze della donna alla guida, una ragazza giovane che è finita fuori strada, assistita poi per le medicazioni sul posto dai sanitari del 118 giunti in ambulanza da San Vito al Tagliamento. Per la messa in sicurezza dei veicoli e la messa in sicurezza della sede stradale sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito. Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita tra quelle che si stavano recando nell'esercizio commerciale. E adesso cambiamo argomento e parliamo di un flash mob che si è svolto nella giornata odierna a Udine alle 11:30 nel piazzale antistante il padiglione 15 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Si è tenuto un breve flash mob per sensibilizzare la vaccinazione nei confronti di tutta la popolazione. All'iniziativa, nata spontaneamente tra i reparti del presidio ospedaliero, hanno partecipato tra operatori sanitari e altro personale oltre 100 persone che hanno sventolato i palloncini giallo-rosa, colori simbolo della campagna nazionale. Il direttore generale, dottor Caporale, ha sottolineato che è stata una bellissima iniziativa a cui ho aderito subito. Se non fosse ancora chiaro, il messaggio è uno soltanto. L'azienda sanitaria si vaccina e ci impegniamo al massimo per vaccinare tutte le persone possibili nelle prossime settimane. Adesso ci spostiamo in Carnia per un'operazione dei Vigili del Fuoco per un salvataggio di un animale, per dire che poco prima delle 10 di oggi la squadra del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta vicino ad Amaro per il soccorso di un agnellino. Durante la transumanza tra Amaro e Tolmezzo, un agnellino si è allontanato dal gregge cadendo in uno scolo delle acque.
Chiamati dal pastore, i vigili del fuoco si sono calati per circa 10 metri, raggiungendo l'animale. Successivamente, usando la scala italiana e tecniche di speleo alpino fluviale, hanno recuperato il giovane ovino, riconsegnandolo sano e salvo al pastore. E adesso parliamo di Lions Club, perché oggi c'è stato il cambio della guardia a Udine. Allora andiamo a sentire prima di tutto l'uscente. Carlo Delser, dal 1 luglio, Renzo Marini, presidente uscente del Lions Club Host di Udine. Lions Club esce da un anno difficile caratterizzato dalla pandemia, che ha bloccato alcuni meeting, ma che ha visto in maniera importante l'attività di service per il territorio. In che modo? Noi avevamo tutta una serie di iniziative da fare, meeting eccetera, che non abbiamo potuto fare a causa della pandemia. Però ci siamo concentrati sui service. La nostra è un'organizzazione molto importante, la più importante a livello mondiale per i service. Ne abbiamo fatti parecchi nella nostra città, nella nostra zona, ricordando soprattutto quella a favore del melograno, e complessivamente abbiamo raccolto oltre 22.000 euro da destinare ai vari service che abbiamo fatto durante l'anno. E adesso si proseguirà con un nuovo presidente e dei progetti che andranno avanti. Sì. Perfetto. E ora andiamo a sentire il nuovo presidente. Carlo Delser, dal 1 luglio, nuovo presidente del Lions Club Host Udine. E si prospetta un anno di grandi attività, di grandi service per il territorio e soprattutto anche nell'ottica di un post-Covid. Sì, direi, io penso e spero di poter riprendere l'attività del Lions non dico come prima Covid, ma in maniera in presenza. E per quanto riguarda, i nostri impegni, sarà quello di proseguire sui service e completare il service iniziato nell'anno del Presidente Marinic, l'Onus Melograno, che ha un grosso importo, circa un 60.000 euro di importo, che riguarda l'arredamento di 2 appartamenti nella casa famiglia dell'Onus Melograno a Lovaria. Per quanto riguarda gli altri impegni, cercheremo di fare dei meeting incentrati sulla sanità durante e post pandemia e sull'industria friulana, soprattutto riguardo alla ripresa dopo la pandemia. Diciamo che un'altra importante service cercheremo di farlo assieme con gli altri club di Udine, Lions, per dare un posto di lavoro a chi l'ha perso, direi, a causa di questa terribile pandemia. Dare il lavoro e dare una nuova dignità alle persone, e quindi è molto importante. Uno dei suoi obiettivi è anche quello di far conoscere alla società civile il Lions Club Host. Ci tratteggia velocemente di che cosa si tratta, che cosa volete far conoscere di voi all'esterno? Vogliamo far conoscere chi è il Lions. Il Lions è la più grossa organizzazione mondiale di service. Annoveriamo 1,5 milioni di soci con 48.000 club sparsi su tutti i 5 continenti del mondo, e opera a favore delle comunità locali, ma con la sua fondazione Lions Club International non solo viene in aiuto di popolazioni che hanno avuto delle calamità tipo il terremoto della Croazia, ma anche è promotrice di grandissime campagne di prevenzione, come ha fatto anni fa assieme e in collaborazione con la fondazione di Bill Gates, vaccinando milioni e milioni di bambini per il morbillo e salvando milioni di vite. È stata la più grossa vaccinazione mondiale, naturalmente dopo l'attuale, chiaramente, pandemica. Quindi diciamo che è una fondazione che poi si regge solamente su donazioni e finanziamenti privati, e quindi il nostro impegno è anche quello di organizzare delle manifestazioni che possano, direi, dare dei fondi per poi trasmetterli alla nostra fondazione
per poter quindi realizzare queste opere che sta facendo. Quindi direi che è bene che la società civile ci conosca per questo, cosa che ho visto ultimamente, non molti conoscono questo, e questo ci darà la possibilità anche quindi di avere dei nuovi associati, di diventare sempre più forti e di poter fare dei service, almeno come Udine Host, a vantaggio della comunità locale e in seguito, con l'aiuto della Fondazione, anche a livello internazionale. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. L'informazione su Friuli TV continua attraverso gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un cordiale buon pomeriggio. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti